Mister Bernardo Mereu, ormai è ufficiale, questo è il primo passo della squadra della nazionale sarda di calcio, sono stati fatti anche i primi nomi, insomma come ci si sente? Ma come, che è tutto uscito fuori? certo, come ho detto prima, orgoglioso, cioè orgoglioso perché rappresentare nell'attività che è fatto da una vita, quindi il calcio, e rappresentarlo guidando la Sardegna, beh, chiaramente ha un'emozione particolare. È un'emozione particolare poi che non coinvolge solo l'aspetto tecnico, quindi il vedere la squadra che gioca bene e magari vince così come speriamo, ma proprio quello di veicolare attraverso questo movimento tutto quello che è la cultura della Sardegna, quindi le tradizioni, la sua storia che è veramente ricchissima di contenuti, e io ho avuto modo proprio di apprezzare anche qualcosa, a dire il vero, che conoscevo poco, proprio in questi 10 giorni che ho passato con i vertici della FIS che mi hanno proprio raccontato tantissime cose meravigliose di questa terra. Per cui insomma mi farebbe piacere che tutti i sardi si sentissero davvero vicini a questa nazionale, vicini anche nell'impegno di conoscere meglio la propria terra, quindi di conoscere meglio la propria storia, e tutti quanti poi attraverso questa nazionale riuscire a farla conoscere al mondo intero, perché ritengo che le nostre tradizioni e la nostra cultura sia veramente meritevole di grande conoscenza da parte di tutti e di orgoglio da parte nostra. Ecco, prima che uscisse fuori il suo nome come ufficiale, insomma, diciamo così, con ufficialità sui social, ma quasi tutti diciamo, beh, se ci deve essere un allenatore questo deve essere Bernardo Mereu. Questo la stimola, come dire, sente anche il peso di questa responsabilità. Ma sai, mi stimola a fare sempre di più, è chiaro, ma io nella mia carriera ho scelto proprio di allenare in Sardegna. Mi sono state più volte opportunità per poter andare fuori, ma non è stato mai per me, neanche mai motivi economici, ma proprio la voglia e la volontà comunque che se avevo una squadra sarda, a prescindere dalla categoria, che mi chiamava, la preferivo sempre rispetto ad una squadra di fuori, anche perché ho comunque sempre continuato a lavorare, perché ritenevo che il lavoro comunque fosse per me importante al di là del calcio. E questa passione, voglio dire, questa professione che per tanti anni ho fatto, l'ho fatta proprio in tutta l'isola. Io ho allenato a Sassari, ho allenato a Castelsardo, ho allenato Tempio, ho allenato Olbia, ho allenato a Villacidro, a Nuoro, a Cagliari, in varie realtà. Quindi ho proprio allenato veramente tutte le squadre della Sardegna, scegliendole sempre prima di ogni cosa. Quindi oggi quindi sentirmi il primo allenatore scelto per allenare questa nazionale, beh, ritengo che sia un premio alla carriera che mi è stato riconosciuto molto importante e allo stesso tempo che mi carica veramente di grandi responsabilità, e stavolta forse per la prima volta nella storia non solo tecniche ma anche proprio di altra natura. In conclusione, i primi nomi che si sono fatti, Cosu, Sau, Dametto, Guberti, Aresti, Feola, sono tanti altri. Faccio una battuta, con che modulo pensai di giocare? Scotto, Virdis, no, sì, questi sì, ma ci sono anche difensori, c'è Murru, c'è Pisano, un grande calciatore, voglio dire, io ritengo che per capire il modulo bisogna aspettare il 10 di dicembre e capire veramente quali sono i giocatori che hanno risposto sì e il sì loro accompagnato dal sì delle loro società. A questo punto cercheremo di cominciare a capire con quale modulo potrà giocare questa squadra, ma io penso che questa sia la cosa più facile.